nonostante lo svantaggio, però state giocando abbastanza bene. State provando in tutti i modi, state girando bene la palla, comunque gli avversari sono belli grossi, giocano bene, cose da dire. Perché alla fine quello che tu hai detto è giusto, noi ce la stiamo facendo tutto, allora sono un attimo più bravi come idee, proprio, un po' più lucidi. A noi ci manca quell'attimo di velocità proprio come ossigeno. Delle occasioni in cui Sì, io pure ho fatto un paio di occasioni, alla fine come squadra in campo c'era la sede divertente, loro stanno meritando. Secondo me possiamo rendere un po' più passivo. secondo tempo. Siamo usciti un attimo più velocemente, che li perdiamo proprio diciamo sul nuovo pensiero. Un po' più di prima, ecco. Loro sicuramente si trovano un po' meglio, noi stiamo un po' più sulle gambe. Però stiamo divertenti. Qui con Guida alla fine di questa partita, vabbè, avete giocato complessivamente tutti bene, soprattutto tu era un Eurogol sotto la traversa, però comunque io credo che siete una delle squadre favorite di questo torneo, giocate sempre massimo 2 giochi, non un proprio di griglia, cose da dire. Dico che dobbiamo continuare così, non dobbiamo perdere la concentrazione. Gli Eurogol vengono perché si provano, però se non ci deconcentriamo e non cerchiamo di fare gli egoisti possiamo pretendere il torneo. Comunque Fabio è un ottimo giocatore anche con E oggi è una rivelazione essere migliori con lui in campo, non fa niente. Vabbè, pensi che sia mancato qualcosa oggi da migliorare nelle prossime partite? No, penso di no, dobbiamo solo mantenere la concentrazione, da migliorare c'è sempre. Però penso Forse nel rimanere finale così. vi siete fatti un po' Ci perdiamo un po' perché cerchiamo più tanti gol. Vabbè, per me sembra in campo, Grazie, grazie, David Lupo. Ciao Jenny.